Il presidente della regione Veneto eviti di dire sciocchezze coinvolgendo il capo dello Stato nelle aspirazioni secessioniste della Lega. Dure, durissime le parole di Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, replicato al governatore Zaia che durante la conferenza stampa a Palazzo Balbi era intervenuto sull'autonomia dicendo chi l'attacca attacca il capo dello Stato. Dichiarazione che ha suscitato una bufera politica. Usare il presidente Mattarella come uno scudo contro le critiche deplorevoli, ha aggiunto Zaratti. Per lo speaker dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni è invece necessaria un'ulteriore analisi. Io sono d'accordo che la nostra Costituzione vada in direzione dell'autonomia, spiega Lorenzoni, ma dobbiamo capire cosa intendiamo con questo. Io credo che ci siano delle materie sulle quali andare a parcellizzare le competenze rischia di essere un costo per la nostra società. Allora, benissimo intraprendere un percorso per completare quel percorso che è partito nel 2001, ma dobbiamo capire come assicurare l'unità del Paese e garantire che le stesse opportunità, le stesse condizioni siano garantite a tutti i cittadini. E non mi sento di condividere i toni trionfalistici in merito a quello che è accaduto la scorsa settimana con diciamo così, la discussione in Consiglio dei Ministri da parte della Bozza Calderoli. Andiamo a vedere cosa di concreto potrà portare questo provvedimento e parliamo di elementi concreti reali.